Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Prima di cominciare vi volevo far vedere una cosina molto carina e molto diciamo anche importante, che è esattamente questa cosa qua. Per chi non conoscesse Pokégol vi lascio qua sotto tutti i link, ve li lascio in descrizione, vi lascio direttamente questo link qua che vi porta poi alla pagina Kickstarter, alla pagina Discord, Instagram, alla demo per Windows e Android. Cos'è? È un gioco creato, secondo me, in una maniera fantastica. Ho giocato per poco tempo alla demo, ma concettualmente è veramente fantastico. Ed è un gioco RPG in 2D. Sostanzialmente è un Pokémon, perché la base strutturale è quella di un gioco Pokémon, però adattato al calcio con giocatori della Serie A, anzi praticamente solo della Serie A, di tutte le squadre, e forse potrei anche esserci io tra gli NPC per quanto riguarda il Cagliari, quindi io vi invito a scaricarlo, fate una donazione sul Kickstarter quando partirà, seguite il progetto perché è un progetto tutto italiano, è un progetto che merita ed è un progetto particolare, non è un qualcosa di banale, è veramente fatto bene, io ringrazio Filippo in particolare, veramente tanta roba, mi raccomando seguite il progetto, fategli anche vedere perché purtroppo la community del Cagliari è sempre un po' snobbata, però se noi ci facciamo sentire, se noi dimostriamo la nostra vicinanza, la nostra presenza, magari molte più cose possono essere, tra virgolette, inclusive anche per quanto riguarda l'ambiente Cagliari. Intanto si sta registrando tutto, perfetto. Quindi mi raccomando, facciamo sentire il nostro supporto a Pokégol. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione, anzi il link qua sotto in descrizione che vi porta a tutto. E detto questo, io direi di cominciare. Un grazie ancora enorme a Filippo per avermi incluso nel progetto. E tra l'altro vi faccio vedere, questa è la pagina del Kickstarter. Vi faccio, già che c'è sto, vi faccio vedere pure il profilo Instagram. Tra l'altro magari zoom un pochino perché così riuscite a vedere più o meno di cosa si tratta. Questo più o meno è il gioco. Vedete tutto così. Zirkzee, Renato Sanchez. È fantastico, è veramente fantastico. Sarà disponibile sia per Windows che per Android. Credo che spero che uscirà anche una versione per iOS, avendo io l'iPhone, però volendo lo giocherò comunque tranquillamente qua su Windows ed è, ed è fantastico. Tra l'altro c'è anche il concetto di evoluzione, quindi per esempio qua abbiamo De Ketelaere che va in prestito all'Atalanta e quindi poi si evolve. Veramente fantastico. Qua infatti vediamo De Ketelaere con la maglia del Milan e che quindi andando all'Atalanta si evolve. Giusto? Serve solo per farvi capire veramente la bellezza di questa cosa. Cioè, è veramente fantastico. Ecco qua. Mi raccomando, andateli a seguire anche su Instagram. È un progetto che merita. È un progetto veramente fantastico. Andate a seguirli. Allora, tornando a noi. È un video questo che in realtà non dovrebbe esistere, perché questo video sarebbe dovuto uscire domani, a rigor di logica. Però voglio farlo diviso in due spezzoni, perché perché sì, perché secondo me è doveroso parlarne in più e molteplici occasioni. Ieri si è disputata la 36esima giornata di Serie A, non tutta perché altre due partite
si giocheranno oggi. Oggi si giocheranno Lecce Udinese e Fiorentina Monza. Però ieri ci sono stati degli scontri molto importanti, molto molto importanti. E purtroppo continuano a darmi ragione su quello che dico. E a me quella è la cosa che dà fastidio, paradossalmente, il fatto di avere ragione. Perché non è possibile che si continui a rimanere a galla, non dico a essere salvi, però perlomeno a rimanere a galla solo con i risultati delle altre. Io mi sono stufato, è veramente avvilente questa come situazione. Perché noi continuiamo a campare, a fare gli avvoltoi in un campionato che, se continua così, è brutto da dire, ma essendo io in primis tifoso e sì, di parte devo essere anche un po' realista. Se continua così, questa Serie A noi non ce la meritiamo. Non ce la meritiamo. Perché non possiamo pensare di risolvere un campionato intero con 3-4 partite. Non funziona così. Non può funzionare così. Perché così ti può dire bene una, due, tre volte. Ma dopo un po' crolli. Dopo un po' fallisci. Ma è giusto, logico e legittimo che sia così. Tra l'altro un applauso al Verona, perché adesso è sì, al Verona, al Bologna, perché adesso è aritmeticamente in Champions League. Un applauso alla famiglia Saputo, perché hanno dimostrato che non servono spese folli, non serve chissà cosa, serve un minimo di progettazione. Sono andato a prendere un giocatore, un baby fenomeno del Bayern Monaco, su cui ovviamente la squadra bavarese non punta, perché ovviamente la loro prima squadra è già abbastanza amplia, specialmente là davanti, e quindi saggiamente hanno deciso di fargli fare gavetta. Il Bologna cosa ha fatto? Ha puntato su un giovane. E io direi che Zirkzee ne ha fatte le fortune del Bologna quest'anno. Ma non solo, hanno puntato su un Fabian, giovanile dell'Inter, primavera dell'Inter, che l'anno scorso ha fatto benissimo alla Regina. Hanno puntato su Coso, su come cazzo si chiama? Salemakers. Il Bologna è un'ottima squadra e ha avuto le palle di puntare anche su Thiago Motta, uno degli allenatori secondo me in rampa di lancio più grandi che abbiamo attualmente in Serie A. È stato un puzzle perfetto dove tutte le tessere si sono incastrate alla perfezione. E tra l'altro noi il Bologna siamo anche riusciti a batterli. Non avevano Zirkzee, però noi li abbiamo battuti e non è cosa da poco. Però hanno dimostrato che con poco, con veramente poco, basta saperle fare le cose, i risultati si ottengono. E non deve essere per forza Champions League. A loro è uscita fuori la Champions League per circostanza, però anche una Conference, un'Europa League ad una piazza come Bologna sarebbe andata benissimo e se la meritano tutta, tutta. Quindi onore al Bologna e a quello che hanno fatto. E il Bologna non è così discordante da quello che è il Cagliari, perché il Bologna è retrocesso l'anno prima che... Cioè, il Bologna quando noi siamo retrocessi, se non mi sbaglio, stava in Serie B. Ed è stato poi promosso coi playoff. Mo vado un po' a memoria, però lo vediamo insieme. Così. Mi metto di qua, facciamo così. Io mi sposto... No, mi sposto di qua. Zoomiamo perché sennò voi non vedete. Serie B 2014-2015. No, è stato promosso diretto. Mi pare. No, tramite playoff. Se non mi sbaglio, nella finale col Pescara. La finale fu Bologna-Pescara. Dico bene? Vediamo un po'. E infatti, Bologna-Pescara.
Cioè, stiamo parlando di una squadra che sostanzialmente, salvo le ultime nostre retrocessioni, ha avuto un percorso simile a quello del Cagliari. E giustamente hanno deciso che si erano rotti il cazzo perché non si può andare avanti così. Onore a loro. E noi invece adesso ci ritroviamo sempre nella stessa solfa, ma so pure le altri che ci aiutano, perché guardate qua, Genova Sassuolo 2-1, tra l'altro Sassuolo che stava vincendo. E il Genoa va a vincere la partita e grazie a loro siamo ancora a galla. Verona Torino. Non mi ricordo se il Verona stava vincendo. Sì, il Verona stava vincendo. E in 5 minuti poi il Torino l'ha rimontata. E siamo a galla grazie a loro. Ma è possibile che noi dobbiamo campare così? È imbarazzante. E adesso la situazione ci dice che noi siamo a 33 punti, il Verona è a 34 e per il momento ovviamente non lo possiamo superare perché abbiamo già giocato. Empoli e Frosinone hanno già giocato e andiamo a vedere perché l'Empoli ha perso 2-0 con la Lazio. Quando cazzo ha giocato il Frosinone? Ah, perché ha giocato venerdì, mi sa, sì, venerdì, che ha perso 5-0 con l'Inter. Anzi, facciamo così, che è più lineare la cosa. Il Verona ha perso 5-0 con l'Inter. La classifica questo dice. Che noi siamo a 33 punti e siamo ancora potenzialmente salvi. Salvi. Noi ci potremmo tranquillamente ancora salvare. Ma non per merito nostro. Non per merito nostro. Adesso, oggi, ci sarà una partita importantissima. Perché delineerà quello che sarà l'incontro di domenica per il Cagliari. Come sappiamo tutti, domenica il Cagliari affronterà il Sassuolo a mezzogiorno e mezza. Se l'Udinese oggi pareggia, siamo nella merda. Siamo nella merda perché vorrà dire che dobbiamo vincere tutte e due le prossime partite. Se l'Udinese perde, se l'Udinese perde, noi siamo obbligati a vincere la prossima partita e saremmo virtualmente salvi. Perché poi sicuramente Empoli e Frosinone dovranno giostrarsela un po' e avranno comunque un distacco futuro di 4 punti, l'Udinese 6, dovremmo essere virtualmente salvi, ma non sarebbe secondo me aritmetica se non sbaglio. Cioè, vi rendete conto che stiamo sempre qui a vedere i calcoli con le altre, cosa fanno le altre, perché noi non siamo in grado di salvarci. Cioè, è veramente avvilente questa cosa. E ci ha detto bene poi, ci dice bene, a me la cosa è quello che non concepisco. Siamo pure sculati. Perché Frosinone va a perdere 5-0 con l'Inter, è ok. Poi, noi piamo la scoppola col Milan 5-1 e vabbè. La Lazio vince, mi sembra anche in maniera abbastanza tranquilla, 2-0 con l'Empoli. Ma il Sassuolo stava a vincere il Genoa, Lari. Meno male che il Genoa, meno male che c'è il Genoa. Faccio i complimenti pure al Genoa perché fa capire quanto non bisogna buttare niente. Che un campionato va onorato fino all'ultima giornata. Oh, regà, il Genoa non è che c'è niente di più da chiedere al campionato, eh. Cioè, comunque, per le coppe europee non lotta, perché non lotta. Al massimo si può liberare all'ottavo posto, toh. Se non mi sbaglio, per andare in Champions, ma non c'è per andare in Champions, per andare in una competizione europea. Ma comunque il Genoa sta a 46, non deve chiedere nulla
al campionato, eppure sta onorando partita per partita. Il Torino, stessa cosa il Torino, sta a 50 punti. Pure qua, se gli dice culo e vincono le ultime due giornate, ottengono un traguardo potenzialmente che li potrebbe portare in Europa, stando anche a quello che fanno le altre, ma non ha nulla da chiedere al campionato, ma ci ha parato il culo il Torino, perché stava perdendo e ha vinto e rimonta. Siamo gli avvoltoi della Serie A. È brutto da dire, ma è così. Noi campiamo sulle disgrazie altrui. E il problema è che non si stufamo manco di farlo. Perché sono anni che va avanti questa cosa. Sono veramente anni. Quindi noi domani, tanto mi rimetto a schermo intero, parleremo di tutta, proprio nel complesso, la situazione in zona salvezza, con annessi e connessi calcoli se riesco, e, e parleremo anche in maniera più approfondita della partita del Lecce, di Lecce Udinese che si giocherà stasera. Però questo era un video che dovevo fare perché per farvi vedere quanto nella sfortuna ci dice bene, e se andrà male, famo le corna, sarà soltanto colpa nostra, perché le altre ci aiutano, le altre ci stanno dando una mano incredibile. E niente ragazzi, quello che dovevo dire l'ho detto, il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!